A Marcon, la festa dell'unità della città metropolitana di Venezia si è conclusa con la visita del presidente nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Venerdì era stata la volta della segretaria Elie Schlein, ma soprattutto la festa è stata segnata dalla candidatura di Giovanni Manildo alla presidenza del Veneto. Com'è la corsa alle regionali vista da Venezia? Beh, è una bella corsa, devo dire che rispetto agli anni passati non solo abbiamo un candidato presidente già in campo e questo è particolarmente soddisfacente, ma abbiamo anche la corsa dei nostri iscritti, quadri dirigenti, intermedi eccetera a candidarsi come consiglieri regionali. 5 anni fa non si respirava quest'aria, abbiamo dovuto chiedere di riempire le liste, lo diciamo senza vergogna, e invece quest'anno c'è molta voglia, molta aspettativa, c'è una buona aria. Dopo le elezioni regionali, all'orizzonte c'è anche un altro appuntamento importante, le elezioni comunali di Venezia. La coalizione c'è, è una coalizione importante, è più di un anno che si incontra, ha elaborato un programma, abbiamo dato vita ad iniziative pubbliche particolarmente partecipate perché c'è molta voglia di voltare pagina. Queste saranno settimane importanti per definire il percorso attraverso il quale arriveremo subito dopo l'estate a mettere in campo il candidato sindaco. Il segretario metropolitano del Partito Democratico di Venezia, Matteo Bellomo, sottolinea come invece il centrodestra veneto stia vivendo una situazione diversa. Io credo che stiano litigando per il potere e quando si sono costruiti dei blocchi di potere e c'è una lite su adesso tocca a me, no, tocca a me, tu l'hai fatto l'altra volta, adesso ci sono io, questi sono i risultati. Non si sta parlando di Veneto, non stanno parlando di programmi, stanno litigando esclusivamente per il potere, che sia di Fratelli d'Italia o che sia della Lega non sappiamo quale sia la differenza, è solo una lite a chi tocca.